Bella Ju, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati al nostro format video dell'Espresso della Sera, dove ogni sera vi raccontiamo tutte le notizie più importanti che sono successe nel mondo del calcio, naturalmente ragazzi partendo dal Napoli ma finendo poi a tutta la Serie A e a tutto il calcio mondiale. Ragazzi partiamo subito forte con la notizia di Amir Rrahmani che sembra aver messo nel mirino la partita con l'Inter per rientrare insomma in campo. Speriamo che sia vero, Ayu, perché abbiamo un assoluto bisogno di Amir Rrahmani. Andiamo avanti con le nostre notizie, parlando di Spinazzola, ragazzi, è una notizia comunque interessante, nel senso che a Spinazzola è stato dato 6,5 più o meno da tutti i quotidiani sportivi, naturalmente per la sua prestazione da subentrante nella nazionale italiana. Noi siamo molto contenti naturalmente da napoletani. In realtà io sono anche dispiaciuto per lui, nel senso che secondo me ha gestito male determinate occasioni con l'Italia, poteva addirittura segnare molto facilmente, almeno in un paio di occasioni, al suo ritorno in nazionale. Quindi ci fa veramente piacere per Spinazzola che sta al momento confermando il suo periodo buono, il suo momento positivo. Bene, andando avanti con le notizie, abbiamo Neres, ragazzi. Neres, perché è una notizia? Qual è la notizia del giorno di David Neres su David Neres? È che David da 287 giorni non marca il cartellino, non segna. Quindi, dato che Politano si è infortunato, dato che il Napoli insomma è alla ricerca di gente che segna, per così dire, potrebbe essere arrivato finalmente il momento in cui David Neres torna a fare il David Neres e a segnare. Lo scopriremo presto, ragazzi, perché a Torino mi sa che comunque, a prescindere se parta titolare o meno, gli verrà dato qualche minuto, dato che insomma il Napoli qualche infortunio ce l'ha. Andando avanti, ragazzi, abbiamo Benitez che parla al Festival di Trento dicendo, vi vado a leggere il trafiletto, dicendo il Napoli non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte, hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno la mentalità giusta per competere per il titolo, quindi ci fa sempre piacere che Rafa insomma parli bene della Serie A. Ha parlato anche di Oilund, subito impattante, ci ha scritto, scusate, mi ha detto, lui è molto bravo, noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori, se la società è forte, se i calciatori sono forti e l'allenatore ha esperienza, alla fine puoi arrivare al punto dove loro sono adesso, dove possono competere ogni anno per il titolo. Insomma, ripeto, ci fa veramente piacere sentire determinate parole e saremo per sempre naturalmente legati a Rafa per tantissimi motivi, come ben sapete. Andando avanti, amici, abbiamo una notizia su Spalletti che ha parlato anche lui sempre al Festival di Trento e continua a parlare del suo addio al Napoli, continua ad aggiungere dei dettagli anche perché naturalmente gli vengono poste queste domande. Secondo me potremmo pure archiviarla questa cosa, invece ai giornalisti continua a piacere far parlare di Spalletti del suo addio al Napoli. Comunque vi leggo solo una parte dell'intervista che è stata fatta sempre al Festival di Trento sulla fine del rapporto con il Napoli. Spalletti ha detto per me era diventato difficile, ormai il presidente De Laurentiis naturalmente aveva preso il sopravvento, mi aveva un po' bisticciato, ha detto da tutti i punti di vista, non aveva mai parlato di rinnovo di contratto, di qualsiasi regalo per farmi capire che mi voleva bene, addirittura qui servono i regali, vabbè ma ci siamo capiti che tipo di regali insomma di cui aveva bisogno Spalletti. Una volta una giornalista si arrivò a dire il campionato con il Napoli lo avrebbe vinto anche lei da solo, riferito sempre a De Laurentiis e questa cosa, sapendo quanto è orgoglioso Spalletti, insomma, gli avrà dato enormemente fastidio. Una cosa che non si può sentir dire da un presidente, un'altra volta in conferenza disse Spalletti rimane, lo dico io. Allora pensai perché potevo rimanere anche senza allenare. Vabbè, comunque, insomma, Spalletti continua a parlare del suo addio al Napoli. E ripeto, secondo me ormai potrebbe essere una cosa da cominciare. Si potrebbe anche smettere di parlare di questa cosa. Sono passati ormai 2 anni, ma comunque ai giornalisti piace rimangare sempre continuamente il passato, come ben sappiamo. Andando avanti, ragazzi, passiamo al Tati Castellanos. E qui una brutta notizia per la Lazio, ragazzi, perché si è infortunato. Si parla di lesione e quindi di uno stop, lesione muscolare, naturalmente, e quindi uno stop che potrebbe non essere proprio breve e quindi si continuano ad accumulare problemi sulla Lazio e Sarri avrà una bella gatta da pelare, insomma, senza anche il Tati nelle prossime sfide.
Andiamo avanti, ragazzi. La foto di Orsolini. Perché la foto di Orsolini? Perché ci sono ben due notizie che sono uscite su Orsolini. La prima, che è stata data da Romano, da Fabrizio Romano, che ha detto che il Napoli voleva Orsolini in estate, solo che il Bologna lo riteneva incedibile e quindi naturalmente non se ne è nemmeno minimamente parlato. La seconda notizia su Orsolini è che pare stia rinnovando con il Bologna praticamente a vita, cioè fino al 2030. Quindi, insomma, resterà Bologna. Se veramente dovesse essere fino al 2030, saranno 12 anni di Bologna per Orsolini. Va bene, potrebbe essere uno degli uno dei pochi. Come dire, delle poche leggende dei club come lo erano Totti, Del Piero ed altri. Io, insomma, quando si passa tanto tempo, oppure lo potrei paragonare ad Amsic, insomma, quando si passa tanto tempo in una società, sono quelli i riferimenti dal mio punto di vista. Detto ciò, Milik, ragazzi, perché Milik? Che notizia c'è su Milik? Perché Milik è out da 500 giorni, ragazzi. È una vita praticamente che non lo si vede in campo, è una vita che non lo si vede probabilmente nemmeno allenare. È totalmente desaparecido per quanto riguarda anche la Juve. Infatti, si parla di una cessione in prestito a gennaio, addirittura una risoluzione del contratto. Cioè, tendenzialmente la Juve lo vuole cacciare, o Juve che sostanzialmente è stato quasi per tutta la sua avventura juventina in infermeria, insomma. La Juve ha ben, come dire, ha ben visto cosa significa avere Milik in squadra, noi napoletani lo sappiamo benissimo purtroppo. Passiamo a Zinedine Zidane che gela, per così dire, i tifosi della Juve che tanto probabilmente sperano nel suo arrivo prima o poi da allenatore, perché Zinedine dice che per il momento non ci vuole minimamente pensare a tornare ad allenare un club, ma che pare che il suo obiettivo sia quello di allenare la nazionale francese. In realtà questo non è stato mai un mistero, quindi Zidane sta aspettando che Deschamps, insomma, vada in pensione per prendere le redini della nazionale. Succederà? Lo scopriremo. Andando avanti, ragazzi, Moise Kean, che è uno dei pochissimi attaccanti dell'Italia che segna a quanto pare, purtroppo come sappiamo ieri si è infortunato e i primi esami sono negativi, ragazzi, quindi non sapremo se ci sarà con Israele, lo scopriremo solo probabilmente domani con altri esami più approfonditi, ma la vedo dura, quindi la vera domanda è: ci sarà Ken contro l'Israele? Magari ditemelo nei commenti che cosa ne pensate voi, qual è la vostra idea. Andiamo avanti perché c'è un ennesimo infortunio. Makers che si è infortunato con la sua nazionale e rischia un mese di stop, quindi ci potrebbero essere delle grane per Allegri nazionali, ragazzi, che portano in realtà sempre, invece di spettacolo, sempre tanti infortuni. Andiamo avanti con la prossima notizia di Trezeguet, ragazzi. Vi ho messo la foto di Trezeguet perché così mi piaceva. In realtà Trezeguet che dice che Vlahovic potrebbe anche non lasciare la Juve, perché lui dice che tante volte quando ha giocato nella Juve, nei suoi anni alla Juve, aveva pensato di lasciarla e poi non era mai successo, quindi lui pensa che potrebbe ripetersi una dinamica del genere anche con Dusan. Io dal mio punto di vista la vedo un po' dura, ma anche questo magari, ragazzi, nei commenti ditemi secondo voi se Dusan resterà o meno alla Juventus il prossimo anno. Andiamo avanti, la foto di Marek Hamsik, non ho scelto proprio una foto fantasticamente bella a livello qualitativo, ragazzi, ma l'ho voluta mettere perché Hamsik dice che diciamo, una delle uscite di Hamsik nelle ultime interviste è che ha detto che è stato felice che nel 2011 non passò al Milan per restare al Napoli alla fine, perché nonostante il Milan fosse in un momento comunque buono, insomma, in cui c'erano comunque tanti campioni, era stato a quanto pare molto vicino a trasferirsi, ma poi ha deciso di restare e lui è stato felicissimo. Insomma, noi siamo sempre felici di sentire queste cose. Quindi, da napoletani, per me, ci sono notizie assolutamente da riportare. Andando avanti, Camarda, ragazzi, la notizia su Camarda è che Ibra si è totalmente espresso su di lui e ha detto che l'anno prossimo tornerà al Milan e non andrà in prestito. Sarà vero? Lo scopriremo perché è un ragazzo giovanissimo, talentuosissimo, secondo me, e meriterebbe insomma di avere già la sua occasione, anche perché se no diciamo come sempre che i giovani non li facciamo giocare, quindi è il caso quantomeno di buttarli nella mischia. Giroud come prossima notizia, perché Giroud ha annunciato che il Lille sarà assolutamente la sua ultima squadra, quindi ragazzi Giroud si girerà per gli ultimi anni solo in Francia a Lille e poi probabilmente a quanto pare si ritirerà, d'altronde l'età è quella che è.
Andando avanti, ragazzi, abbiamo ancora Saelemaekers, questa volta insieme a Tomori, perché in realtà la notizia in questo caso è che entrambi sembrano aver avviato i contatti con il Milan per i rinnovi. Quindi, insomma, questa potrebbe essere per i tifosi nel Milan una buona notizia. Non lo so perché non sono milanista, però magari anche questa cosa. Tifosi del Milan, scrivetemela nei commenti, ditemi se siete contenti o meno dei rinnovi eventuali di Tomori e Saelemaekers. Chiudiamo con Caprile e Suzuki, ragazzi. Anzi, no, quasi chiudiamo, scusate, la penultima notizia. Suzuki e Caprile perché sembrano essere due dei portieri nel mirino del Milan, sempre che è molto attivo a quanto pare, per sostituire Maignan. A quanto pare, insomma, non c'è questa enorme voglia al momento di rinnovare Maignan che è in scadenza di contratto. È una cosa un po' incredibile sotto certi punti di vista, però evidentemente il Milan ha le sue idee, quindi questi sembrano essere due nomi plausibili per la porta, insomma Caprile posso capirlo, Suzuki non capisco la scelta, però scopriremo cosa farà il Milan. Detto ciò, chiudiamo con Somare, centrocampista fisico e non solo dell'Eister, che sembra essere un'idea per la Roma a gennaio addirittura. Vedremo che cosa succederà, però questa è un'altra notizia del giorno. Ragazzi, queste sono le notizie più importanti di oggi, domenica 12 ottobre. Waiu, spero che vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto il video sostanzialmente, che vi sia piaciuto ascoltare queste notizie. Ditemi secondo voi qual è la notizia più importante del giorno. Noi ci vediamo domani sera con la nostra puntata dell'Espresso della Sera e come sempre, buonanotte.